Pesa murfaghero flora amata in questa terra ingrata e e non vides canto vile a un'ora il cansa amore nostro più si errua larga mano non vieta dai artu abba e incendia su die con callanas de sole e e si sempre in delicias derano passano in Gesù tempo in una retta cuna alar de oro, una retta cuna alar de oro, e fa che misura in cui possiamo dire io, siamo la memoria è l'anima. Ho voluto iniziare con questa citazione dello storico Umberto Eco, perché tutto quello che vedrete oggi in questa piccola rievocazione permette di mantenere viva la nostra identità culturale e di tramandare tradizioni anche alle generazioni future. Vorrei intanto ringraziare la Proloco per l'invito e la collaborazione. Sappiamo quanto sia faticoso portare avanti questa manifestazione, ma noi, come loro, lo facciamo per il bene comune, senza un secondo fine, ma solo con l'obiettivo di mantenere vive le tradizioni del nostro piccolo paese. Sono passati ormai 12 anni dalla prima volta che ci siamo incontrati per ricostruire l'associazione culturale Gruppo Folk Sant'Antonio su Bogo, e noi facciamo parte di quei gruppi folk che stanno cercando di ricostruire il vestiario femminile e maschile risalente alla fine dell'Ottocento fino ai primi anni del Novecento. Purtroppo il percorso è lungo e siamo consapevoli che ancora tante cose non sono come dovrebbero essere, ma in questi anni abbiamo speso tanti soldi e tempo per cercare di migliorarci e di avere anche più materiale possibile per le ricostruzioni. Non avendo tanti pezzi antichi a disposizione, infatti ciò che vedete risale per lo più al primo ventennio del Novecento, ha reso la ricerca più faticosa, ma vorrei specificare che nulla è nato da invenzioni e da idee immaginarie, ma è frutto di anni di studio, errori, correzioni, confronti e discussioni con esperti di tradizione. Oggi vedrete la vestizione di una giovane ragazza con l'abito di gala. L'abito di gala non era solo l'abito che le donne usavano per il loro matrimonio, ma in generale era l'abito elegante che si usava per le feste.
C'era chi poteva averne più di uno e chi no. Solitamente era in setta o lana e seda e il copricapo era solitamente lo scialle, in setta o tibè marrone, con ricamo o senza frange. Vediamo nello specifico oggi che cosa indosserà Giada. Possiamo iniziare con la vestizione. Il giacchino poteva essere in cotone oppure poteva essere in setta, in questo caso in cotone arricchito da dei ricami. La gonna invece è in lana e seda, era uno dei tessuti più utilizzati a partire da metà dell'Ottocento in poi. Abbiamo ritrovato diversi pezzi realizzati con questa stoffa, le fantasie più comuni erano le farfalle e i tulipani. Il grembiule viene chiamato in sardo sudorientali e in setta, ma ne sono stati ritrovati anche con diverse fogge. Ora veniamo con i copricapi. Per primo veniva posizionato su mucadori stringili, che era un fazzoletto in cotone e veniva utilizzato principalmente per mantenere poi lo scialle e per tenere ordinati i capelli. Sopra, su mucadori stringili, veniva posizionato un fazzoletto che poteva essere in lana o cotone. Veniva chiuso con un fiocco sotto il mento e infine vedrete quando verrà posizionato lo scialle. Adesso state vedendo la vestizione, però comunque il matrimonio, da ciò che faremo dopo, avveniva in 2 momenti della settimana diversi, perché su Streichu, quindi il corredo, veniva portato 8 giorni prima del matrimonio. Però in questo caso abbiamo voluto farvi vedere anche un abito di gala, quindi abbiamo deciso di mostrarvelo adesso. Quasi tutti avevano questo disegno che è un Zorro de Gare, viene chiamata così, oppure altre fantasie, però tendenzialmente erano quasi tutti così, tranne ovviamente quelli marroni. Questo è un altro esempio di scialle, vedete era ricamata a mano, è antico e quindi potevano usare anche questo, dipende sempre da ciò che la famiglia si poteva permettere. Allora, questa vestizione dell'abito di gara è conclusa, però vi intrattengo altri 5 minuti perché merita attenzione la ricostruzione dell'abito di Barbara, che in questo caso sta personificando la mamma della sposa perché ha l'abito più antico. Questo abito è stato ricostruito grazie a un testamento ritrovato dalla professoressa Olianas di Estercili e abbiamo quindi potuto ricostruirlo. Il testamento era della signora Serafina Marcello di Estercili, datato 5 agosto 1848. Il testamento parlava appunto di una gonna de stemmangia, un grembiule di scarlatto rosso, e il termine stammengia deriva dai stammini, che significa lana sottile. L'altro particolare dell'abito indossato da Barbara è sul mantu che per noi è stata una delle più importanti scoperte, quel dettaglio che apparteneva all'abito di Estercili fino a metà dell'Ottocento, per poi essere abbandonato e sostituito appunto dagli abiti che vedete oggi. Nelle interviste veniva descritto come il copricapo che usavano appunto i feminas antigasa. Veniva realizzato in orbace e veniva tinto di orrubiastu, quindi presumibilmente marrone, bordeaux, non sappiamo bene, infatti stiamo lavorando sulla colorazione perché ancora dobbiamo fare qualche ricerca, non abbiamo certezze. E poi in particolare sicuramente il fazzoletto che ha sotto, sempre in setta sfrangiato. Sul manto quindi era il massimo dell'eleganza da chi veniva indossato in quel tempo, veniva lasciato aperto oppure con saganciera, che sarebbe semplicemente un gioiello che però noi non abbiamo ritrovato, quindi non sappiamo come fosse. La donna in lutto invece lo fissava stretto sotto il mento con uno spillo in modo da incorniciare il viso. Ed era nero, sì, il lutto era il colore nero.
aveva una forma di quasi mezzaluna, era abbastanza lungo perché la parte anteriore arrivava all'altezza del gomito della donna. Sappiamo una cosa, che queste stoffe venivano tinte con dei colori naturali, e veniva utilizzata una pietra che, appunto, come scrisse Angius, Città e villaggi della Sardegna dell'Ottocento, era il vitriolo, che serviva per praticamente ungere e fissare le tinture. Apenas mortas, unas banderas, non più osservan imbriaqueras. Nanne tu meu, su mundo vergai. Así cutera te non torna más. Hemos vivido sin santanas, pretendes apapar implanas, azoka hecho laudeado, puta carboidas espiampados. Nanne tu meu, su mundo vergai. Así cutera te non torna más. Adiós, nanite, beba quinto, va que su gordo está dolor, tan cunice, un vergai. Así cutera te non torna más.